Oggi è 30 ottobre 2018, ci troviamo al Grand Palace Hotel, via Veneto 70. Questo meraviglioso albergo nasce negli anni 20, conosciuto come Palazzo degli Ambasciatori. Il punto di forza dell'albergo è il salone con affreschi originali del 1926 dipinti da Guido Cadorin. Il pittore ha ritratto l'alta società romana degli anni 20 e 30. E inoltre il Grand Palace Hotel si trova di fronte all'ambasciata americana a Roma. E siamo qui con l'ambasciatrice di pace, dottoressa Claudia Corinna Benedetti. Dottoressa, io ho letto il suo curriculum, lei ha veramente un curriculum importante. Grazie, sì, in effetti è molto diversificato, un'esperienza professionale variegata e a volte quando mi fanno rivedere anche il mio curriculum mi sembra quasi di avere 90 anni, perché sono stati anni che sono volati, ma sono stati affascinanti, colmi di esperienze professionali di un certo livello, quindi sono grata di aver avuto questa opportunità. Dottoressa, lei è nata a Rimini, è residente a Roma e è laureata in giurisprudenza e in scienze politiche. Ha diverse specializzazioni, ha un master in diritto internazionale, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, ha un master in formazione manageriale, Università Bocconi di Milano. E negli anni è stata chiamata a ricoprire importanti incarichi quale esperta giuridica presso la segreteria di ministri nei seguenti dicasteri delle poste, difesa, finanze, interni. Sono incarichi veramente importanti. Sì, anche questo è stata un'esperienza indubbiamente affascinante, corposa, perché mi ha messo in contatto anche con una realtà, quale quella della pubblica amministrazione, in dicasteri tra l'altro strategici anche per il nostro Paese. Ed essere tra l'altro appunto consulente di un ministro di questi dicasteri indubbiamente è stato un lavoro anche su me stessa, quindi di maggiore approfondimento e di preparazione, perché ognuno dei dicasteri aveva una sua specificità. Lei, ambasciatrice, ha ideato e realizzato e imposte diversi progetti. Ma sì, in effetti è stata una cosa che è venuta quasi automaticamente, perché io gestivo le risorse umane, che inizialmente erano 750, che viaggiavano in tutta Italia perché erano gli anni in cui si informatizzavano tutti gli uffici postali, che erano oltre 14.000. Poi gestì fino a 1.500 risorse. Vivere a contatto con colleghi, tutti ingegneri, fisici, diciamo che hanno stimolato la mia non solo fantasia ma anche creatività, volta a far sì che loro riuscissero ancor meglio a espletare il loro ruolo, perché andavano sempre in giro per l'Italia e mi ricordo che andavano coi gettoni, uscirono i primi telefoni e io portai, ecco, feci questa proposta che poi mi diedero la responsabilità del progetto della telefonia mobile in poste, che ebbe un successo che tuttora permane, tant'è che Poste ha fatto un'azienda a sé stante proprio per la telefonia mobile. L'altra cosa, sempre in ausilio a questi colleghi che si dovevano aggiornare su ciò che era importante nel campo informatico, era rivolto anche a far sì che avessero tutti gli strumenti, quindi libri, pubblicazioni, che erano costosissime, e non potevamo pensare di comprare un libro di ogni, insomma feci questa biblioteca informatica, ci risolse moltissimo perché la progettai in modo che ognuno di essi potesse mettere il loro commento. A volte, forse a lei è noto, che i titoli che appaiono su libri o riviste o giornali non sono mai aderenti alla realtà del contenuto. Facendo questa biblioteca riuscimmo anche a creare maggiore osmosi tra di loro. E poi l'altro progetto, e qui credo di fermarmi, fu quello del protocollo informatico, perché l'affermazione sempre di più del mezzo comunicazionale legato alla mail, quindi al protocollo che non esisteva più, la lettera come comunicazione, ma tutte le comunicazioni tra i progetti e i vari direttori avvenivano online
In buona sostanza la direzione, l'azienda non aveva più memoria storica. Mi allarmò questo fatto, presentai questo progetto, ricordo era appena arrivato il dottor Passera, quindi la nuova azienda che diventò SPA, approvò immediatamente, divenne la possibilità per tutti addirittura di validare le loro transazioni con email, quindi una cosa molto all'avanguardia, che poi molte altre aziende hanno fatto, ma anni dopo, quando hanno visto che perdevano pezzi del loro know-how. Lei è ambasciatrice, è un punto di riferimento anche nel sociale, è molto sensibile soprattutto nei riguardi delle donne e degli anziani. Sì, devo dire questo fu da sempre, fin da giovane e anche dopo che mi sono sposata. Ho avuto la fortuna di avere appunto al mio fianco un uomo che ha condiviso l'esigenza di dare maggiore voce anche, soprattutto ai minori, e devo dire che appena arrivammo a Roma cominciammo, dopo aver visitato il piccolo Cottolengo di Don Orione. Non avevano molti mezzi, avevano una realtà veramente che ancora mi accora al solo pensarci, e di lì iniziarono una serie di eventi di beneficenza che ricordo facevamo al Teatro Orione, dove c'era allora Don Giovanni d'Ercole, oggi è vescovo mi sembra d'Ancona, e con Don Paris che era il titolare, il direttore di questo teatro che tuttora funziona molto bene. E lì facevamo questi spettacoli inizialmente proprio per dare possibilità ai bambini del piccolo Cottolengo Don Orione, di Roma, di Avezzano ricordo, e anche di Ercolano, di poter dare qualcosa in più a questi bambini. Ovviamente poi purtroppo la recrudescenza del fenomeno della violenza contro le donne ha portato ad un profondo interessamento anche su questo, concretizzandolo. Io apprezzo ogni iniziativa che viene fatta contro la violenza, ma abbiamo cercato di andare verso un modello mentale e culturale che facesse comprendere soprattutto ai giovani, quindi siamo entrati nelle scuole, il valore e l'importanza del rispetto, innanzitutto verso se stessi, poi verso gli altri, e anche la riscoperta del sentimento, la riscoperta della bellezza, della dolcezza dell'amore, della capacità di potersi volere bene senza pensare ad un possesso che è quello che è fuorviante, e soprattutto il dialogo all'interno della coppia, all'interno della famiglia, all'interno della scuola. E devo dire che proprio il 26, pochi giorni fa, sono stata a Viterbo, abbiamo consegnato i premi di un bellissimo progetto portato avanti da una cara amica di Viterbo, che tra l'altro è professoressa ad una scuola superiore, e ho avuto la fortuna anche di riuscire a coinvolgere anche quest'anno l'imprenditrice e stilista Anna Fendi, che è venuta proprio come madrina, e devo dire che abbiamo iniziato 3 anni fa, hanno fatto dei componimenti, delle poesie, dei racconti, credetemi, veramente profondi. Significa che il progetto sta dando i suoi risultati, perché stiamo modificando piano piano, ma soprattutto tutto questo va di concerto con la famiglia, non può essere solo e sempre la scuola a farsi carico di questo, e quindi anche loro. Per gli anziani, neanche a dirlo, sono molto presente nel campo della disabilità e soprattutto delle malattie rare, che a volte sono talmente rare che le nostre istituzioni hanno difficoltà a recepirle tutte. Sono messaggi importanti, sono messaggi preziosissimi. Beh sì, devo dire una cosa che ricordo che ancora mi commuove, proprio sempre al Teatro Orione, e qui è stata facemmo uno spettacolo, il titolo era legato proprio a quello che noi consideriamo sempre, l'amore, ed era il miracolo dell'amore. Lo spettacolo iniziò ovviamente tutto buio, al termine del primo tempo si sono accese le luci e allora il teatro stracolmo si rese conto che chi erano gli attori? Erano tutti i bambini dell'istituto di Ercolano, tutti con handicap, chi più o meno gravi, che hanno fatto uno spettacolo. C'era Rai 3, ricordo, che lo riprese, e le persone insomma accesero le luci, chi piangeva, chi era emozionato, perché era stato veramente il miracolo dell'amore.
Quindi abbiamo il dovere, ecco, di curarci e di fare attenzione anche a queste realtà che oggi purtroppo con il discorso economico vanno sempre ad essere penalizzate, purtroppo. Dottoressa, nel 2011 lei è stata nominata ambasciatrice di pace dalla Universal Peace Federation e il 15 di giugno del 2018 lei ha presentato il mio libro Amore e Pace, edito dalla Sarpiarte Edizioni. Sì, devo dire che questa nomina ad ambasciatrice di pace mi colse veramente di sorpresa. E qui un piccolo aneddoto, se posso, tanto lo sanno chi mi ha nominato e lo sanno chi era con me. Partecipammo a questo bellissimo evento organizzato dalla Universal Peace Federation e avevamo fatto un po' tardi, era un po' fuori Roma, quindi io salutai i rappresentanti e mi dicevano no, aspetta ancora, aspetta ancora. E mi fecero aspettare perché venni chiamata e venni all'improvviso, ecco, premiata per tutto un percorso che nella mia attività, soprattutto nel sociale, umana e anche come conferenziera, mi avevano riconosciuto questo grande incarico, insomma, che forse spero di portare degnamente. Quindi quando lei, professoressa Maria Pia Cappello, mi ha chiesto di commentare assieme ad altri, tra l'altro illustri relatori, il suo libro, devo dire che affascinata e onorata allo stesso tempo, però ero anche un po' preoccupata, insomma, lo faccio qualche volta perché me lo chiedono e l'ho fatto anche in altri contesti, però un libro così personale, così con due titoli che ho amato immediatamente, perché amore e pace sono un connubio inscindibile, devo dire che ancora la ringrazio di avermi voluta al suo fianco. Sì, è vero, questo è un libro molto personale, l'ho dedicato a mia sorella Antonietta. Lei l'ha presentato brillantemente alla Camera dei Deputati nella sala stampa. Secondo lei, quali sono i messaggi fondamentali che ha trovato nel libro? Innumerevoli, guardi, innumerevoli, e se avessi più tempo ogni tanto, perché ce l'ho molto vicino nel mio salone, ho alcuni libri che tengo in pole position, come dico io, anche se apprezzo più la lingua italiana, quindi al primo posto. Devo dire che sono molti messaggi che le ha dato. Facendo, se posso, una velocissima carrellata sotto un profilo così, diciamo, narrativo, al di là che è dedicato alla sua amata sorella Antonietta, che con questo libro lei in fondo ha voluto dargli ancora vita e ce l'avrà sempre, proprio grazie a questo libro. Ma lei ha percorso un tratto storico della nostra realtà, perché è arrivata dal periodo del dopoguerra fino al 2000 e ha toccato gli elementi ed i sentimenti più profondi. Ha toccato anche il tema dell'immigrazione, che le è anche stata vicina, nel senso che anche i suoi fratelli, ecco, come molti altri, suo padre, hanno abbandonato le realtà locali e si sono premurati di poter dare maggiore assistenza e sostentamento alle famiglie. E qui il legame diventa ancora più forte con la famiglia. Lei ne narra i sentimenti più profondi. Lei è riuscita a proprio quasi materializzare quella che è stata il sentimento, è qualcosa di interiore. Ecco, lei anche con riferimenti, tra l'altro, molto dotti e pertinenti, devo dire, che mi hanno colpito, è riuscita a dare a questo libro una sequela di momenti di vita, che non sono solo quelli della sua amata sorella Antonietta, ma lei è riuscita anche nel descrivere i luoghi della sua infanzia, di questo paese Santo Padre, che immagino piccolissimo, ma che dalle descrizioni così dei luoghi, come posso dire, degli odori, che sembra quasi a un lettore attento certamente di sentire, odori, profumi, i giochi nell'aia, i bambini che cantano, i bambini che gridano. E devo dire, ecco, è un'esplosione
di vari e molteplici sentimenti che indubbiamente catturano il lettore, che non perde mai però quel filo conduttore che è la famiglia, sono i sentimenti, sono l'amore proprio per la famiglia e anche quel sentimento di pace che indubbiamente pervade tutto, questo desiderio profondo di pace. E questa sorella, che quindi è rimasta al paese, dedita alla famiglia e a questo bar che era poi il suo modo quasi di viaggiare, adorava viaggiare ma non si è mai mossa dalla sua realtà, ma era diventata, andando via padre e fratelli, il punto di riferimento di questa famiglia così sensibile, così unita, così forte nell'affrontare anche tutta una serie di problematiche, perché poi la stessa Antonietta ha avuto dei grandi problemi ed essendo così forte, così la leonessa, no, che correva nei prati, che si lanciava per ogni cosa, e indubbiamente ha lasciato perplessi tutti. Ci si domandava, e così lei esprime amabilmente nel libro, ma perché a lei? Sembrava intoccabile, sembrava eterna. E lei stessa, ecco qui, questa capacità di narrare i sentimenti che l'hanno affiancata ad altri autori molto, molto noti, ma la sua fede era comunque intoccabile, perché pur ammalata, pur dolorante, pur attonita nell'essere stata colpita lei come lo eravate voi di famiglia e chi la conosceva, e anche quei momenti che aveva di rabbia, perché non poteva pensare, ma perché proprio a me, non ha mai smesso di essere vicina al Signore e vicina a San Folco, che era il suo punto di riferimento, ecco, il santo del paese. Come vicina fu al sacerdote del paese, al quale lasciò dei messaggi molto chiari, quindi una donna che pur nel dolore, nella malattia, non ha mai perso di vista non solo la fede, ma anche la speranza. Ecco, questo credo che sia anche molto importante. La speranza poi di una vita vissuta più che degnamente, tant'è che appunto ha lasciato ricordi molto belli, ma non in questo che lei non abbia avuto grandi delusioni, perché ha avuto anche grandi delusioni, ma credo oggi, a distanza di tempo, chi può averle provocate queste delusioni, penso che sia oggi una persona un po' triste, perché indubbiamente è il tempo che a volte lenisce di dolore, ma che a volte invece lo fa aumentare, a meno che non si abbia una grande fede, come so che a lei, professoressa Maria Pia Cappello, e questo è un altro elemento che mi ha avvicinato molto a lei, perché anch'io lo sono e credo profondamente in qualche cosa di più importante per noi. Voglio dire che questa capacità introspettiva nella sua narrazione, nel suo modo di scrivere, è stata paragonata, avvicinata a molti scrittori stranieri. Parlo di Joyce, parlo di Virginia Woolf, soprattutto nella parte in cui analizza con una chiarezza espositiva non indifferente i sentimenti propri ed altrui, tanto da farne una narrazione che comunque è fluida, che comunque diventa la narrazione di una vera verità vissuta. E di questo, se non ricordo male, feci un riferimento anche nella mia presentazione del suo libro alla Camera dei Deputati, affiancandola ad altri due grandi scrittori, Guy de Maupassant e anche, mi sembra, Whitman. Whitman in particolare perché feci fu una cosa molto, molto strana questa, perché mi ricordò la famosa frase "capitano mio capitano". Dice, ma perché questo riferimento? Era un film dove veniva inneggiato questo insegnante, ma pochi sanno che era frutto di un elaborato, di uno scritto di Whitman che aveva dedicato per la morte di Lincoln. Tant'è che questa frase viene poi riportata e diventa quasi emblematica, un po' come amore e pace, un po' come il suo continuare a riproporre il concetto dell'amore e della pace. Diventano quasi
dei motivi ricorrenti che diventano parte integrante di questo suo bellissimo romanzo, che credo abbia reso un po', ecco, infatti dico, se lo si legge e se le persone credono che la vita sia finita dopo la morte, leggendolo, io credo che abbiamo una lunga vita dopo la morte, se abbiamo anche la fortuna di avere autori come lei, scrittori, che oltre alla penna, oltre alla capacità culturale, oltre alla indubbia attenzione e profondità di sentimenti, se non ci mettesse l'amore, ecco, non avremmo avuto questo bellissimo libro. Dottoressa, io sono veramente onorata e emozionata. Senta, in questo momento vorrebbe dare un messaggio al mondo intero? Beh, devo dire nel mio piccolo, con grande umiltà, ogni azione che noi poniamo in essere quotidianamente deve essere un esempio per noi, per chi ci è vicino e per gli altri. Ma con grande umiltà vorrei dare proprio un messaggio che non può essere che un messaggio di pace, che non può essere un messaggio che di amore. Noi possiamo risolvere 1001 problemi se davanti a tutto mettiamo innanzitutto il valore unico ed irripetibile che è la vita. Se noi accettiamo questo concetto, che ci è data una opportunità, che è una, la vita, questa vita terrena che noi viviamo e che può essere di esempio positivo o di esempio ai noi negativo. Se restiamo legati a quel benessere che è un benessere anche momentaneo o alle soddisfazioni così più o meno valide, forse perdiamo di mira quello che è il grande dovere che ognuno di noi ha, che è quello di diffondere una cultura veramente di pace, ed è una cultura di rispetto verso l'altro in quanto tale. Io ho fatto moltissime anche iniziative volte a creare un dialogo interreligioso tra popoli di diverse etnie. Devo dire che purtroppo noi come italiani abbiamo un cuore immenso e non dobbiamo lasciarci far desistere da alcune, poche per fortuna, realtà che sono e che riempiono i giornali della nostra vita quotidiana, di violenza, di efferatezza mai vista. Dobbiamo cercare di capire il perché oggi si genera tanta violenza. Dobbiamo ricercare la possibilità di dialogare, come abbiamo fatto noi oggi, guardandoci negli occhi e cercando di trasmettere agli altri appunto questo valore importante, che vivere in pace significa vivere nel benessere, anche psicologico proprio. Il sorridere alla vita, come apprezzo molto che lei fa, professoressa. Lei ha una gioia di vivere che credo insita in sé proprio per questi concetti che porta, di amore e di pace. Fanno parte del nostro modo di vivere, fanno parte di un retaggio culturale che io ho ereditato dalla mia famiglia, fanno parte di una cultura anche religiosa che mi è stata inizialmente data dalla mia famiglia, ma che poi è stata una scelta personale e diretta. E allora dico ad ognuno, di qualunque religione, di qualunque etnia, ma soprattutto a noi italiani, perché siamo ovviamente più vicini, no? Al nostro quotidiano, ecco, di vivere con questi. Quando si parla di valori oggi ci definiscono un po' anzianotti. Beh, il valore non ha tempo, non ha età, non ha colore, non ha nulla. E su questo la nostra Carta Costituzionale ne è un grande esempio, ecco, bisognerebbe forse attuarla nella sua interezza. Quindi il messaggio che voglio dare ripropone quello che è il titolo del suo libro, Amore e Pace. Solo con questo credo che potremo avere un futuro migliore per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti e per tutti coloro che venendo nel nostro paese auspicano di avere una opportunità migliore di vita. Dottoressa, sono parole preziose, sono concetti molto importanti. Quali sono i suoi progetti per il futuro?
Progetti per il futuro. Diciamo che vivo una quotidianità nella consapevolezza che, non voglio essere equivocata, ma che forse questo è uno sprone a vivere sulla retta via, usando termini un po' desueti, come se fosse, non dico l'ultimo giorno, ma vivo con un pensiero che mio padre, morto peraltro giovanissimo, fin da giovane mi diede. Dobbiamo essere sempre pronti in ogni momento, perché in ogni momento il Signore potrebbe chiamarci a sé. Non voglio essere né funerea né... ma voglio dire che se questo monito interiore fosse un monito che ognuno di noi porta avanti, forse potremmo vivere una quotidianità veramente più serena, nella consapevolezza che nulla finisce oggi, perché se noi viviamo nel bene, viviamo nel desiderio di fare il bene non solo il nostro, ma se abbiamo l'opportunità anche di chi ci è vicino, anche a volte trasmettendolo con sole parole, con un gesto, a volte dico solo con una carezza, con un abbraccio, è più importante di ogni frase. Stringere forte una mano ad una persona alla quale a volte non sai cosa dire, ma intuisci che potrebbe avere bisogno di te. Ecco, facciamo in modo che noi ci siamo e facciamolo capire a chi è vicino a noi che ci siamo. Un'altra cosa voglio aggiungere. Ho riscoperto da pochi anni, questa grande dono ulteriore che ci è dato, quello di Gesù misericordioso. E allora dico anche a chi crede o a chi non crede di affacciarsi a questa realtà incredibile, perché quella frase che è scritta sotto questa immagine meravigliosa di un Dio che apre il suo cuore, che non è un Dio vendicativo, ma che dice chiedete e vi sarà dato in ogni senso un aiuto morale, spirituale, un desiderio, un afflato ulteriore che ci avvicina di più e ancora alla sublimazione della nostra anima, direi di portare avanti anche questo. Ecco, tenterò di portarlo avanti perché questo Gesù che dice confido in te sia veramente un ulteriore monito che ci possa aiutare anche in quei momenti in cui molto spesso possiamo venire presi non dico dalla disperazione, dalla disattenzione. È un mondo pieno di violenze, è un mondo pieno ecco, vedere di avere anche oltre un aiuto. Ecco, questo mi farebbe molto piacere riuscire anche a portare avanti assieme ai discorsi che ho detto prima, appunto, che è quello dell'amore, della pace, del volersi bene, anche questo elemento per chi crede o chi non crede, di affacciarsi, di guardare, di essere curiosi, di non smettere mai, come ha detto Papa Francesco, di sognare, perché forse questo ci darà la possibilità di vivere una vita ancora migliore. Sono pienamente d'accordo con lei. Dottoressa, lei ha pubblicato diversi libri. Sì, diciamo che in un periodo in cui ero consulente dell'organizzazione sindacale della CISL, settore statali, fu affascinante perché iniziavano i primi coordinamenti donne, quindi questo sindacato che dava spazio maggiore alle donne, e mi fu chiesto di fare una pubblicazione, ma feci questa pubblicazione facendo un escurso storico e legislativo sulla proprio evoluzione della donna nel mondo e nel sociale. Fu una pubblicazione molto apprezzata, molto attenta, tant'è che poi sfociò in una rubrica sempre edita dalla CISL statali, dove appunto io nella mia qualità, allora ero una libera professionista, davo consigli su quesiti che venivano posti. Poi nel tempo le altre pubblicazioni sono state tutte correlate a temi che sono quelli della sicurezza però nella sua accezione più ampia, di security and safety, quindi pubblicazioni legate alla sicurezza ambientale, alla sicurezza dei minori. Mi ricordo 3 pubblicazioni che aggiorniamo ogni anno addirittura sul bullismo. 3 perché? Perché una era per i genitori, per riuscire a capire quando e come il bambino
che magari quel giorno non vuole andare a scuola, magari è vittima di un bullo, sta diventando un bullo, quindi guardarlo un pochino più negli occhi, ma fatto con le vignette, quindi fatto molto bene dai miei esperti, che ringrazio sempre per essermi al fianco. Poi una pubblicazione per gli insegnanti, che non sottovalutassero quei piccoli atti, ma no, un atto di vandalismo, no, erano atti e sono atti ben più gravi, e anche per i bambini stessi, fatto con delle vignette molto bene, e li diamo almeno anche a quest'anno gratuitamente in varie scuole di ogni ordine e grado. Poi ogni volta che abbiamo fatto molti master e corsi di formazione, sempre sui temi però della legalità, del rispetto soprattutto degli altri, della giustizia, contro la violenza alle donne, ecco, queste sono tutte come posso dire, pubblicazioni che facciamo proprio perché le diamo gratuitamente anche queste ai partecipanti, e questa è una cosa che ci tengo insomma moltissimo, perché è l'unico modo concreto per diffondere un pochino questo, come ho detto prima, modello mentale e culturale che abbraccia un pochino di più il senso di responsabilità, di consapevolezza, perché dobbiamo essere consapevoli e farlo capire ai bambini che ogni azione che noi facciamo dobbiamo essere responsabili, e se questa azione noi riusciamo a farla guardandoci negli occhi, siamo in grado di capire immediatamente l'effetto che le mie parole possono avere sull'interlocutore. Ma se invece lo lasciamo allo strumento informatico, che pur se molto utile è freddo e distante e ci dà quella forza che non avremmo mai, molto spesso guardando negli occhi, di lasciare la nostra compagna, il nostro compagno, o di dire e dare messaggi negativi perché siamo celati dietro uno schermo. Ecco, qui anche il valore dell'internet è molto importante, però va gestito assieme alle famiglie e sempre alle scuole, che hanno una grandissima responsabilità, ma non dobbiamo dargliene più di tanto. Quindi ecco, sono pubblicazioni tutte correlate allo svolgimento anche di quella che è la mia attività, non solo nel sociale, ma anche come relatrice in vari eventi, convegni, master, corsi di formazione o anche campagne di sensibilizzazione, dove dire e dove dico vado veramente molto volentieri, sempre con l'intento di riuscire a diffondere sempre di più questi valori, che spero diventino piano piano consapevolezza e maggiore senso di responsabilità. Dottoressa, qualche aneddoto? Ma uno francamente che mi è venuto proprio così in mente mentre stavamo venendo a questo piacevolissimo incontro è stato quando venni nominata docente alla Scuola Superiore degli Interni. Devo dire che studiavo fino alle 3 di notte perché avevo ragazzi veramente preparatissimi. E feci le prime 2, 3, 4 lezioni, 2 ore ognuna, piuttosto corpose, e devo dire che ero insomma entusiasta, erano giovani, io ero giovane anche, e quindi vabbè, un giorno però al termine, poco prima che finisse, che uscissi dall'aula, l'assistente di Sua Eccellenza, ricordo ancora il nome, Iadanza, è storia, è verità, che era il direttore allora della Scuola Superiore degli Interni, parlo di quella nuova sulla Veientana, che è come un college meraviglioso, mi disse che Sua Eccellenza voleva parlarmi. Quindi andai da lui un po' così titubante, chissà se va bene ciò che sto facendo, perché erano materie anche piuttosto forti. Sua Eccellenza mi fece accomodare, molto amabile, mi dice: senta dottoressa, lei mi deve spiegare una cosa, ma perché i ragazzi quando lei ha finito la lezione applaudono e non lo fanno con gli altri insegnanti? Allora io lo guardai e dissi: beh, probabilmente perché non vedono l'ora che io vada via. Ecco, questo lo ricordavo venendo. Di lì nacque veramente un rapporto di bellissima amicizia e di grande collaborazione, perché mi coinvolse sempre di più in tante cose, e devo dire un bel ricordo, ecco. Grazie. Dottoressa, la ringrazio, le faccio i miei complimenti e i miei più cari auguri. Grazie. Sono io che ringrazio veramente per l'opportunità che mi ha dato, e le dico solo: continui, scriva, perché è un piacere leggerla. Intanto grazie ancora. Grazie.